Buongiorno a tutti da FIAIP Veneto, siamo qui con Cristina Genovese, delegata regionale di FIAIP Donna. Cristina, io so che tu hai fatto un accordo, una collaborazione con un istituto importante per FIAIP Donna e proprio qui a Treviso. Ce lo vuoi spiegare? Grazie Irene, molto volentieri. Grazie alla delega FIAIP Donna Provincia di Treviso e FIAIP Donna Veneto sono entrata in contatto con la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, CIF in breve, della Camera di Commercio di Treviso. Voglio sottolineare che in tutta Italia, in tutte le Camere di Commercio, è presente un comitato per l'imprenditoria femminile e la delega che io e le altre 35 delegate stiamo portando avanti ha tra i vari obiettivi, oltre ad assistere le associate per la crescita della propria azienda, ma c'è anche quello di instaurare delle collaborazioni con i CIF delle Camere di Commercio. Questo per una affinità di intenti, quello della promozione, della crescita, dell'innovazione, del sostegno dell'attività di impresa femminile è un obiettivo che accomuna tanto FIAIP Donna quanto i comitati di imprenditoria femminile delle Camere di Commercio. Ti chiedo, scusa Sì. Cristina, cosa può portare il CIF a noi associate FIAIP Certo, Donna? allora è una collaborazione interessante perché le criticità che noi riscontriamo durante l'attività di impresa al femminile, quindi la donna imprenditrice, la madre imprenditrice, la giovane imprenditrice, ci vengono rivolte con l'intenzione di portare sostegno e di creare soluzioni a queste criticità. La collaborazione con la Camera di Commercio fa nascere un programma di analisi e di studio di queste criticità per portare degli strumenti, degli eventi, dei corsi di formazione affinché queste criticità possano risolversi e l'attività di impresa dell'associata possa continuare in maniera più serena. Abbiamo per esempio, mi viene in mente questa attività fatta nel 2022 in collaborazione con Union Camere, quindi con l'unione di tutte le Camere di Commercio, abbiamo fatto degli eventi online, webinar, sull'educazione finanziaria. È un aspetto molto importante per chi svolge attività di impresa e ci siamo accorte che nel fare impresa al femminile questo argomento è un argomento non conosciuto, sottovalutato. Quindi abbiamo dato questo servizio e abbiamo riscontrato la positività di avere un supporto da questo tipo di azione. Beh, questo è molto interessante anche perché ovviamente giustamente tu hai toccato un punto molto particolare. Noi donne siamo anche mamme, siamo anche donne magari giovani che si approcciano a un mercato difficile e quindi l'unione anche tramite il CIF e la nostra federazione può fare la differenza. Non posso che farti i complimenti per questa collaborazione che hai fatto, personalmente ovviamente so lo sforzo e anche poi quello che hai prodotto e non mi resta che da parte di FIAIP di farti di nuovo i miei complimenti e ringraziarti. Grazie.